Siamo puntualissimi, ci siamo anche oggi pomeriggio. Benvenuti amici di Io Compro Siciliano, benvenuti a Pomeriggio Special, seconda puntata della settimana. Oggi è martedì. Ciao a tutti da Cristina Ruffino, benvenuti nel nostro mondo. Ieri ci siamo occupati di cucina, ieri era lunedì, abbiamo così iniziato in bellezza. Oggi è martedì, ci occuperemo tra poco di nutrizione e benessere. Ricordo che domani, essendo la giornata dell'Epifania, giornata di festa, non andremo in onda, ma ritorneremo giovedì, perché giovedì avremo un altro argomento molto interessante, perché si parlerà di moda e tendenze. Poi venerdì l'appuntamento sarà con la nostra Celine Alcalà. Vi ricordo i viaggi di Io Compro Siciliano, e quindi insomma una settimana davvero veramente molto intensa. Saluto subito tutti coloro i quali ci hanno seguito ieri, siete stati veramente tantissimi, grazie per il vostro affetto, grazie per tutti i vostri messaggi. Saluto anche chi ci assiste dalla regia, il nostro Paolo Gatto, saluto anche Marzia che ci segue dalla redazione, e anche oggi io direi che siamo veramente pronti per partire. Allora, come dicevo all'inizio, qualche secondo fa, ho detto che ci saremmo occupati di nutrizione e benessere. Oggi io sono molto contenta di parlare di un argomento che sicuramente interesserà tutti, perché si parla di frutta secca. Siamo reduci dalle vacanze di Natale e di Capodanno, insomma di frutta secca sulle nostre tavole ce n'è stata veramente tantissima, e oggi accolgo con molto piacere la dottoressa Ivana Gullotta, dietista esperta in valutazioni dietetiche e nutrizionali, antropometriche e della composizione corporea. Dottoressa Gullotta, buonasera e benvenuta. Grazie Cristina, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ma grazie a lei della sua presenza. Allora, dottoressa, io intanto con lei vorrei un attimo chiarire una cosa, perché noi facciamo spesso confusione. Parliamo di dietisti, di dietologi, di nutrizionisti, ma non è la stessa cosa, no, dottoressa? Ci spieghi un po' lei. Allora, domanda pertinente, domanda dove appunto necessita chiarezza. C'è molta, come dire, c'è molta confusione riguardo la nostra figura professionale, riguardo appunto al mondo dell'alimentazione. Fondamentalmente ruotano tre figure principali, tre specialisti nel mondo dell'alimentazione e della nutrizione, che sono il medico o dietologo nutrizionista, il dietista e il biologo nutrizionista. Ci sono delle differenze all'interno di queste tre categorie. Il medico nutrizionista o dietologo, come si suol chiamare, è un medico, dunque laureato, una laurea in medicina e chirurgia, successivamente con una specializzazione di 4 anni in scienza dell'alimentazione, e dunque diventa un dietologo nutrizionista o medico nutrizionista. Chiaramente sappiamo che il medico ovviamente fa diagnosi, prescrive farmaci e integratori all'occorrenza. Il dietista è un operatore sanitario con una laurea magistrale, quindi 3 anni più 2, con una formazione ovviamente che riguarda principalmente e non solo scienza dell'alimentazione e nutrizione. È un operatore che può operare su diversi settori, non solo nel formulare ed elaborare piani nutrizionali, ma anche per quanto riguarda l'attività didattica, quindi è facile trovare un dietista all'interno del corso Cerchiamo di universitario. ripristinare, dottoressa Gullotta, il collegamento che vai. Allora, Ok, dottoressa, la sentiamo male. ok. Allora, cerchiamo di riprendere il collegamento con la nostra dottoressa Gullotta. Io ci sono, vi Non sento? sentiamo la nostra dottoressa. Ok, dottoressa, noi adesso cercheremo di riprenderla, quindi in ogni caso Ok. cerchiamo di ripristinare il collegamento. Capita, no, che le linee siano un po' intasate. Vediamo se c'è, dottoressa. Provi? Ok. Io ci sono, vi sento Va bene. e Comunque, mi... stiamo parlando di. Ok? Siamo a tratti, la dottoressa esce, rientra, va e Ok. viene, quindi cerchiamo un attimo di vedere se riusciamo a sistemare la linea e a sentirla nel modo migliore. Comunque lei mi Ok. senta. Appena mi sentite io continuo, però credo che non mi sentiate. Sì, io la sento, va. Ok. Sì? Allora, sì, ci siamo?
Posso continuare? Dunque eravamo rimasti nelle pertinenze del medico, se non sbaglio. Il medico appunto può fare diagnosi, prescrive farmaci e prescrive integratori dietetici. Il dietista con una laurea magistrale, quindi 3+2, opera non soltanto appunto in ambito ospedaliero privato, così come faccio io sono una libera professionista, ma anche all'interno dell'università con corsi didattici per l'insegnamento, tutorato all'interno sempre delle università, oppure presso la ristorazione, quindi per quanto riguarda il controllo e la qualità degli alimenti sotto forma appunto dell'igiene degli alimenti. La terza figura è quella del biologo nutrizionista. Non mi soffermo sul percorso formativo, dico semplicemente che il dietologo nutrizionista, anch'esso laureato, una laurea, vecchio ordinamento 4 anni, nuovo ordinamento 3+2, una volta laureato è iscritto all'albo dei biologi, diventa nutrizionista, biologo nutrizionista. Anche il biologo nutrizionista non può prescrivere farmaci, così come i dietisti, e non può elaborare piani nutrizionali davanti a un paziente con patologia, così come non possiamo farlo noi. Qual è il vero punto da centrare, il vero problema, il nocciolo della questione? Di fronte a un paziente con patologia, noi necessitiamo di una prescrizione medica da parte del medico di competenza, quindi che sia il medico di base o lo specialista. Nel senso, cosa vuol dire? Ci manda un paziente, ci scriverà il soggetto in cura da voi è affetto da ipertensione, affetto da ipercolesterolemia, affetto da diabete di tipo 1. A quel punto noi formuleremo un piano nutrizionale, chiaramente facendo attenzione alla patologia. È questo quello che molti ci contestano che non possiamo fare, ma in realtà possiamo fare, perché avendo la segnalazione da parte del medico di base e dello specialista possiamo chiaramente operare ed elaborare il piano nutrizionale più adeguato. La stessa cosa devono fare i biologi nutrizionisti. E qui noi non possiamo però, e questo ci tengo a sottolinearlo, giusto per, come dire, evitare qualsiasi tipo di confusione, non possiamo prescrivere farmaci, non facciamo diagnosi, importantissimo. Subentra la quarta figura professionale che crea un po' di confusione, ma allora spesso i miei pazienti mi chiedono: ma il nutrizionista dunque chi è? Il nutrizionista è una figura, è un termine generico che va a indicare il dietologo, va a indicare il dietista, va a indicare il biologo. Peraltro, proprio per evitare questa confusione, parecchi anni fa si è chiesto al Consiglio Superiore di Sanità, si è chiesto un parere e se ne sono usciti dicendo che il nutrizionista non è altro che una figura che ruota all'interno dell'alimentazione e della nutrizione, sia in ambito medico che in ambito non medico. Ecco che dunque il nutrizionista può diventare a questo punto chiunque, cioè può diventare il farmacista, può diventare il veterinario, può diventare l'agronomo, noi, sono i biologi. Io quello che ci tengo a sottolineare è che i pazienti, quando si affidano alle cure e mettono a disposizione la loro salute, devono sicuramente andare a capire non soltanto il percorso formativo che c'è alle spalle, che è importante e che deve essere un percorso fondamentale universitario, peraltro appunto consiglio sempre di chiedere anche l'iscrizione all'ordine di appartenenza, e poi capire se in realtà qual è il tipo di professione, di professionalità che predilige, quindi se c'è un discorso di un percorso particolare, se c'è un'empatia particolare, che disponibilità c'è nei confronti del paziente, perché non è soltanto elaborare un piano nutrizionale e fermarsi lì, c'è una compliance che si deve creare con il paziente ed è importante. Perfetto, dottoressa. Allora, spiegato questo, così eviteremo, insomma, prossimamente di fare confusione. A questo punto entriamo nel vivo della nostra puntata parlando di frutta secca. Ovviamente abbiamo fatto una scorpacciata di frutta secca durante queste feste, ma quando mangiare la frutta secca, a parte ovviamente il periodo natalizio e il periodo di Capodanno? Sì, è vero, siamo reduci da scorpacciate sicuramente di frutta secca, sicuramente l'avremmo mangiata anche in momenti sbagliati, dopo cena, giocando a carte. Oddio, giocando a carte non è che sia stato un periodo esattamente goliardico,
felice, però insomma ci abbiamo provato con i nostri familiari. C'è un momento nella giornata in cui in realtà bisognerebbe mangiare la frutta secca, considerando che ormai non c'è un piano nutrizionale in cui non è prevista la frutta secca, bisogna però attenzionarla, in quanto essendo un alimento prezioso come nutrienti, ma anche tanto calorico, perché fondamentalmente ha una componente lipidica importante, quindi consideri che 100 grammi di frutta secca mediamente forniscono 650 calorie, per cui si capisce che andremo a, come dire, a aumentare il nostro fabbisogno calorico. Quindi io consiglio generalmente di inserirla o in mattinata, quindi nella colazione che rappresenta il 20% delle nostre calorie giornaliere, quindi magari aggiungendo uno yogurt o una manciata di frutta secca, se vogliamo possiamo anche aggiungere della frutta fresca, inserire dei fiocchi d'avena integrali se piace fare questo tipo di colazione, oppure qualora appunto si preferisca delle colazioni diverse possiamo utilizzarla anche come spuntino metà mattinata o metà pomeriggio. Anche lì una manciata, possiamo aggiungere una tisana, un infuso, oppure dei caffè alternativi senza caffeina come caffè di cicoria, caffè d'orzo, o se non si hanno particolari problemi anche il caffè. L'unica cosa che consiglio è sempre di mangiare prima la frutta secca, e poi che ha una componente lipidica importante per cui comincia già ad attivare la digestione, e poi eventualmente il caffè. Ci siamo perse di nuovo. Pronto non c'entra. Ci siamo perse. Allora, dottoressa, lei c'è il collegamento che adesso non riesco a sentirla. Dicevo, ho qualche difficoltà io con il collegamento, dottoressa, non Va e viene. vorrei, insomma, va e viene, la sento a tratti, non so neanche dove ero arrivata, se mi avete sentito nella discussione. Ok, allora se mi sentite ok, mi dicono che mi sentite. E quindi dicevo, per quanto riguarda la frutta secca, la porzione sicuramente raccomandabile è quella di all'incirca 30 grammi. 30 grammi rappresentano 200 calorie, per cui come spuntino metà mattinata o metà pomeriggio è consigliabile. Come dicevo prima, appunto, si può benissimo associare un infuso, una tisana, oppure dei caffè alternativi che sono senza caffeina qualora ci sono dei problemi a livello gastrico. Qualora invece non ci fossero, si può sicuramente prendere il caffè tradizionale, quindi con caffeina, e poi l'unica accortezza che io vi consiglio di fare è quella di mangiare prima la frutta secca e poi eventualmente bere il vostro caffè. Non so se mi sentite, altrimenti fatemi sapere se continuo a parlare oppure... Sì, la sentiamo, dottoressa. Ok, ci siamo. Vada, noi la sentiamo. Allora, ci sono dei casi in cui la frutta secca non è consigliata, dottoressa? Sì, ci sono delle patologie che ci limitano nel consumo di frutta secca, o addirittura appunto viene eliminata. Patologie come la gotta, ad esempio. La gotta sappiamo che è un problema di accumulo di acido urico, soprattutto alle articolazioni, per cui siccome la frutta secca contiene purine, le purine andrebbero ad aumentare ancora di più la presenza di acido urico nel sangue, e quindi appunto che poi andrebbe a depositarsi nelle articolazioni, quindi in questi casi è assolutamente vietata. Altri casi in cui bisognerebbe evitarla sicuramente sono tutte quelle sensibilità a livello gastrico, poiché la frutta secca, essendo ricca in fibra, potrebbe dare dei fastidi ad una ipersensibilità gastrica, e quindi creare appunto una sorta di effetto lassativo, per cui in quei casi bisogna o limitarne, perché a volte basta appunto ridurre il quantitativo e quindi i problemi si risolvono, o addirittura magari sospenderlo e poi riprenderlo in un periodo diverso, e magari
alternarla facendo un giorno sì e 2 no, in maniera tale da abituare anche lo stomaco alla presenza della fibra. Allora, se lei è d'accordo, io manderei un contributo dalla regia. Paolo è pronto per farci vedere un bel video con un bel po' di frutta secca. Guardiamo. Benissimo. Andiamo quindi con quella che è l'immagine dei benefici della frutta secca. Dottoressa, una domanda al volo veloce veloce. Se lei potesse scegliere tra un tipo di frutta secca e l'altra, che cosa sceglierebbe? Ma allora guardi, è una questione chiaramente personale. A me piacciono tanto le mandorle, mi piacciono non soltanto perché hanno un basso indice glicemico, io sto molto attenta, avendo una certa età, sto molto attenta al discorso dell'indice glicemico, quindi adoro le mandorle, le adoro tostate, chiaramente non soltanto perché hanno un basso indice glicemico, c'è un pool di nutrienti interessanti come la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la K, sali minerali, ferro, calcio, magnesio, manganese, insomma tanti nutrienti. Però avendo un basso indice glicemico io la farina di mandorle la utilizzo in tantissime ricette, e non soltanto come latte vegetale, ma preparo spesso dei plum cake che poi appunto invento ed elaboro per i pazienti e poi appunto mando le ricette. La utilizzo personalmente, di tanto in tanto mi faccio appunto un plum cake con le mele e lo condivido con i miei pazienti, quindi sicuramente le mandorle, ecco, e poi insomma c'è la nostra mandorla pizzuta di Avola che merita, no? Quindi prendiamo in considerazione i nostri prodotti locali e ce ne sono tanti, non soltanto la mandorla, c'è la nocciola dei Nebrodi che peraltro credo che stia aspettando l'origine protetta DOP, quindi insomma siamo lì, siamo agli sgoccioli. Quindi sicuramente questi due prodotti assolutamente da tenere in considerazione. E poi invece per quanto riguarda il discorso delle preparazioni, ricordiamoci che la frutta secca non va intesa semplicemente come frutta da sgranocchiare, quindi durante gli spuntini. Noi possiamo prendere in considerazione anche quello che deriva dalla frutta secca, quindi in realtà possiamo anche prepararci delle bevande vegetali con la frutta secca, come ad esempio appunto il latte di mandorla, semplicemente appunto mettendola in ammollo, poi frullandole con un frullatore ad immersione o con il frullatore e poi facendola filtrare in maniera tale che viene eliminata tutta la parte della polpa, messo in una bottiglia di vetro in frigo e abbiamo la nostra bevanda vegetale, così come con la mandorla possiamo farla con la noce, con la nocciola, possiamo pensare anche di fare un mix di questi tre tipi di frutta secca. E poi invece per quanto riguarda... Ok, perfetto. Sì. Allora, esistono delle pratiche che rendono... No, dicevo, dottoressa, esistono delle pratiche che rendono la frutta secca altamente biodisponibile? Assolutamente sì, esistono ed è necessario farle per due motivi. Intanto perché appunto si attivano i principi nutritivi presenti nella frutta secca e poi perché vanno ad eliminare un antinutriente, se vogliamo considerarlo così, che è l'acido finico, che è l'ammollo. Dunque noi mettendo la frutta secca in ammollo andiamo sia ad attivare tutti i principi nutritivi e quindi a renderli
maggiormente biodisponibili, ma anche ad evitare la presenza di questa molecola particolare che è l'acido fitico. L'acido fitico è una sostanza presente all'interno della frutta secca che in realtà facciamo fatica a, come dire, a digerirli e a digerirli bene, ma soprattutto anche la presenza di questa molecola fa sì che io dico sempre che ci ruba dei nutrienti importanti perché ha un potere chelante. Cosa vuol dire? Va a legarsi ad altri ioni metallici, cioè si va ad legare ad altri minerali. Quindi se all'interno della frutta secca comunque ci sono dei nutrienti interessanti come il ferro, il calcio, il manganese, il rame, ma c'è anche tanto acido fitico che purtroppo una volta che passa all'interno dell'intestino li lega e li elimina. Quindi per evitare che avvenga tutto ciò cosa si fa? Si fa l'ammollo. L'ammollo, appunto, come dicevo prima, permette di svolgere due funzioni. La prima è quella di attivare tutta l'attività enzimatica e quindi di rendere maggiormente biodisponibile il prodotto. L'altra è quella di eliminare buona parte di acido fitico. L'ammollo si fa generalmente o con aceto, però se spesso si hanno appunto dei problemi a livello intestinale, a livello soprattutto gastrico, è meglio evitare l'aceto e mettere l'aceto di mele, oppure se qualora appunto anche l'aceto di mele dà fastidio, si ricorre al classico metodo delle nonne, 2 cucchiai di sale, si ricopre di acqua 2 volte maggiore rispetto al quantitativo della frutta secca, si lascia in ammollo, dipende poi dalla tipologia di frutta secca, dalle 4 alle 6 ore, frutta secca come pinole ad esempio bastano 1-2 ore, così come gli anacardi. Una volta appunto che si è lasciato in ammollo, si scola, si sciacqua abbondantemente e a questo punto abbiamo 3 possibilità. Farle essiccare naturalmente al sole, che è quella che preferisco perché in realtà è il classico rimedio delle nonne, spreco zero, impatto ambientale zero, sostenibilità e quindi è quella che preferisco. La seconda soluzione è quella di metterli dentro il forno con una temperatura non superiore ai 65 gradi, però per un lungo tempo, 12 ore, quindi in realtà insomma 12 ore sono tante. E la terza ipotesi è quella se invece si ha a casa un essiccatore, metterli dentro l'essiccatore per un paio di ore e quindi si tosteranno più velocemente. Una volta tostate è necessario riporle dentro un barattolo di vetro a pressione. Tutta la frutta secca può essere riposta sul ripiano della cucina, mentre invece le noci vanno rigorosamente messe dentro il frigo perché essendo ricchi in lipidi, dei lipidi peraltro che si vanno ad ingrancidire facilmente rispetto alle altre tipologie di frutta secca, va messa in frigorifero in maniera tale che si mantenga il più a lungo possibile. Nel momento in cui andremo ad assaggiare le noci, avranno un gusto amarostico, significa che le noci non sono più buone e bisogna purtroppo buttarle via. Forse abbiamo perso. Perfetto, io l'ho lasciata parlare, dottoressa. Sì, parlare anche perché comunque io oggi sono un po' instabile dal punto di vista del collegamento, quindi ho preferito insomma lasciarla parlare, non so se adesso lei mi sente bene. In conclusione, quindi l'acido fitico fa bene, fa male? Allora, in realtà come tutte le cose, la verità sta nel mezzo. L'acido fitico è vero che è un antinutriente, però in realtà è anche, essendo una molecola chelante che va ad acchiappare gli altri metalli, va anche a, come dire, a sottrarre metalli pesanti, come ad esempio il cambio, come ad esempio il mercurio e anche i radicali liberi, quindi in un certo senso svolge anche una funzione da spazzino, però da qui a dire che l'acido fitico fa bene, insomma ce ne vuole, non possiamo sostenere che è il re dei nutrienti l'acido fitico, anzi al contrario. Per cui io ritengo che qualora ci troviamo di fronte, qualora io mi trovo di fronte a un vegetariano, a un vegano che fa un largo uso di cereali che contengono appunto tanto acido fitico, legumi, altrettanto acido fitico e frutta secca, allora in quel caso è chiaro che bisogna consigliare l'ammollo proprio per evitare che ci sia troppa presenza di acido fitico. Qualora invece appunto mi trovo di fronte a un paziente che comunque consuma frutta secca ma non tutti i giorni, una volta ogni tanto, allora magari l'ammollo possiamo anche evitarlo, quindi dipende da soggetto.
Dottoressa Gullotta, a proposito di mandorle, lei prima parlava delle mandorle che è insomma un tipo di frutta secca che forse lei predilige rispetto, no, alle altre. Per quanto riguarda gli sportivi, no? Chi fa movimento, la frutta secca, le mandorle in questo caso le deve mangiare dopo l'allenamento o prima dell'allenamento? Perché qualcuno fa un po' di confusione a volte. Ma lì dipende innanzitutto dal tipo di sport che si pratica. Generalmente bisogna fare un carico di carboidrati però 2 ore prima. I lipidi, diciamo che da un punto di vista, i lipidi, la frutta secca, diciamo che da un punto di vista danno come dire, un senso di sazietà importante, per cui sì, finito l'allenamento si può anche pensare di mangiare un po' di frutta secca e chiaramente bere, però ripeto, si tratta sempre di capire che tipo di sport si frequenta. A volte c'è bisogno di un reintegro proteico perché magari appunto si è avuto una sessione di attività fisica importante, quindi bisogna andare a recuperare l'eventuale massa magra che si è persa, quindi bisogna capire esattamente di che cosa stiamo parlando, però diciamo che in linea di massima uno spuntino subito dopo l'allenamento che ci dia quella carica giusta e che ci fa sentire sazi immediatamente può essere fatto con la frutta secca. C'è un... allora, andiamo a vedere, perché dovremmo avere anche un paio di messaggi. Vediamo un po'. Allora, buonasera, un abbraccio dalla Germania. Salutiamo Angela. Buonasera, Angela, tanti auguri e buon anno. Poi, buon pomeriggio da parte di Monica. Buon pomeriggio anche a te, Monica. Io leggo insieme alla dottoressa. Buon pomeriggio Cristina, un saluto speciale alla nostra ospite, grande fonte di conoscenza ed eccellenza siciliana. Sono pienamente d'accordo, Marzia. Marzia, grazie anche a te e buon pomeriggio, grazie. Ma la frutta secca la posso mangiare come vabbè, come spuntino vorrebbe dire Luca di mattina? Adesso ti facciamo rispondere dalla dottoressa. Dottoressa, lei cosa dice? Assolutamente sì, lo spuntino metà mattinata è un ottimo spuntino appunto farlo con la frutta secca, quindi 30 grammi sono più che sufficienti, aggiungere sempre appunto una bevanda, quindi una tisana, un infuso o un qualsiasi tipo di caffè, se si è intolleranti alla caffeina o si hanno fastidi con la caffeina, passare appunto a un caffè a base di cicoria oppure orzo, in maniera tale appunto da non andare a creare maggiore sensibilità allo stomaco. Ok. Salve dottoressa Ivana Gullotta, volevo chiederle che ne pensa di questa nuova moda dei Power Boost Juice, cioè questi zuccheri prodotti con aloe vera, eccetera, eccetera. Cosa ne penso? Penso che a me, io gestisco una pagina ed è una mia pagina che si chiama I 4 Alimenti Lab, per cui credo che questo già faccia capire qual è il mio orientamento e quali sono i miei progetti. Io amo molto far capire alle persone che per mangiare basta veramente poco, ecco perché i 4 alimenti ci possiamo nutrire in maniera eccellente aggiungendo semplicemente quattro ingredienti. Quindi a questi prodotti io credo veramente poco, a maggior ragione quando poi ci sono dei conservanti all'interno, quando ci sono tante sostanze chimiche. Quindi mi lasciano un po' così, un po' perplessa. Non so nello specifico di che prodotto, a quale prodotto si riferisce, non lo conosco. Posso parlare dell'aloe, che è un'ottima pianta antinfiammatoria, però appunto dipende poi dall'utilizzo. Mi sente? Sì, la sento. No. Dottoressa, io ogni tanto cado. Sì, sì, anch'io ogni Va tanto bene. non sento nulla. Va Ehm, bene, dottoressa. Va e Va bene. viene.
Anch'io adesso non la sento più. Va Non so se dobbiamo bene, aspettare ancora delle domande, va bene, rispondere a delle domande, oppure se continuiamo a parlare no. ancora della frutta secca. Abbiamo chiuso oggi, però per oggi abbiamo chiuso l'argomento frutta secca anche perché il nostro time scorre e quindi dobbiamo Ok, salutarci. va Però io bene. mi auguro, dottoressa, di avere prossimamente l'occasione per risentirla e per riparlare con lei di un altro argomento. Certo, certo, Grazie assolutamente dottoressa, sì. grazie per essere stati con noi, ovviamente pomeriggio special. Grazie dottoressa, è stato anche per me, grazie per essere stata mia ospite. Pomeriggio special ritorna ovviamente giovedì, parleremo di moda e tendenze, domani è pausa. Buona Epifania a tutti. Grazie, grazie dottoressa, Grazie, grazie. grazie, buona serata, grazie, grazie a voi.